E a felicità non è una destinazione, è un viaggio. Godete ogni momento di quel viaggio. Vai qua sigla! Bentornati, questa qua è la puntata numero 3 di Daghe Aria. Stasera siamo ospiti di una certa Amira, quindi un applauso, facciamo un applauso. Senti che applauso. Senti che applauso, vedi, là. Siamo con due autisti. Autisti vuol dire che guida un meso, giusto? Esatto. Di solito sì. Di solito se guida un meso, Esatto. sì, perché sennò se non siano autista ci sono sulla carta. Chi sei che abbiamo qua alla mia destra? Era Brombe E Giovanni. E Giovanni. Bon, sì, autisti in particolari perché lavorate tutti e due per la stessa ditta. Sì. Esatto, Meglio non sì. fare promozione. Non facciamo citarla, promozione, no, è una no, ditta no. molto molto grossa nel veneziano. Mamma mia, Posti diversi. come il culo dai. del suo mare. Grossa, grossissima. L'autista de cosa? Autobus. Sì. Giusto? Ok, Sì, perché sì, che sì. sia autisti di autobus, autisti di tir, autisti di... L'autista dell'autobus. Sì, L'autista sì, dell'autobus trasportiamo è- persone gli altri. Bravo, te che sai incentrare il discorso, perché l'autista è un professionista prima di tutto, no? Giusto? È un professionista che guida autobus e pullman. E qua entriamo già nel discorso della destinazione di tutta la serata. E poi il trasporto pubblico oppure privato? Perché che se l'autista pubblico e l'autista privato. Mi Esatto. sbaglio o dico sbagliato? Te dici giusto. Dico giusto. L'autista trasporta passeggeri in questo caso qua. Sì. Nel caso vostro, chi si che trasporta? Squasse. Scoasse umane. L'ho detto Brombe. Ok, L'ho detto Brombe. No, che... Antirò. Ah, soprattutto. Te conviene torte l'avvocato adesso che... Esatto, perché dire all'ospite che No, come si dai. chiama chi che monta? Cos'è un ospite? Come si chiama quello che monta? L'utente. L'utente. Bravo. Esatto, il termine giusto per L'utente, cioè, Utente. dica l'utente, scoassa monta, non sei carino. Non sei carino. Non sei, effettivamente non sei. Però che no, mo di dire- Escoeghi che adesso lavora a 40 dita de squasse. De squasse, esatto. Che mi dice io riporto stessa roba, però da manco una parla. La parla, dice. esatto. Sì, che se che fa il passo dice, vabbè, intanto potremmo dirlo, merda pa merda, manco questa merda qua sta sita. Esatto. Non sei sbagliato. No, no, no. Perché manco problemi. Sì, sì. Beh, dopo parleremo dei problemi della gente che parla in autobus. sì, non sì, perché sì, sì. sia- qui che monta c'è gente che va a lavorare, studenti, se non mi sbaglio, turisti, perché c'è gente che magari te fa Venezia, Mestre, e cosa dito del chi che lavora Esatto. praticamente. Sì. Un mona qualsiasi che monta. Gente che non ha niente da fare Sì, durante la gente che- giornata, che fa il esatto. giretto. Va allo champ e ciappa il pullman. Ma e no, va ma allo gente champ. anche che so che non sa cosa fare a casa, come spendere il tempo, monta sull'autobus e fa il giro con l'autista che non ha voglia di parlare, Che ma ne io abbiamo qua uno a che, sinistra per che esempio. frantuma i coglioni tutto il tempo parlando dei casi suoi, quindi ti dici bellissimo. autista, psicologo, ed è tutto. Quindi il nostro lavoro si estende anche a altri ambiti, altre aree. Perfetto, sei un lavoro entusiasmante, mi pare, Roberto. Esatto. Facciamo Allora, anche guide turistiche comunque. Questo tipo di lavoro che voi altri che fasi è il trasporto appunto dei passeggeri, chiamiamoli così Sì. genericamente gli utenti di passeggeri, perché che è un passaggio praticamente da qua a là, da dove che il monta a dove che il vuole smontare, quindi sceglie il tragitto che vuoi fare, giusto? L'utente è quello che monta e dice sono montato a Spinea e voglio andare a Marteago. Sì, si spera che sappia dove va a smontare, se no te che deve girare finché ne capisce Finché quasi studia il casa bottone. sua, esatto. Esatto. Che sia un itinerario prefissato, di solito che fa a corsa, giusto? Assolutamente. Ok, quindi è bus di linea, si chiama. Esatto, TPL, trasporto pubblico di linea. Che buono, che mio. magari è il termine tecnico. Sì, TPL, questo come se sfuggio. TPL. Per fare questo tipo di ricerche mi affido a Santo Internet, che è il santo che abbiamo in scarsea tutti quanti praticamente ormai da sempre. E ho trovato delle robe particolari su come definire appunto il mezzo che vi altri dopare tutti i giorni. Quindi è un autobus. Sì. Ho detto anche in contrazione bus. E il termine autobus deriva da auto, cioè che si muove da solo, che è autonomo così,
e bus, che è una abbreviazione di omnibus, cioè tutti. Pensa che razza delle ricerche che ho fatto per capire. Quindi è un mezzo che puoi trasportare tutti. Un mezzo che si una cassata. Una cassata. Ma se io guardavo come che avessi detto Ma una l'omnibus cassata. non sei Copico, no? Copico che passa Sì, qua. ma se sta un nome che dà alla nostra azienda è tocca più omnibus. Ah, ho capito. Per il beh, tipo quella di se no. servizio che tocca più. Sì, Ok. sì. Però Ok. dopo nell'immaginario di tutti, no, che se tanti modi di chiamare che il mezzo è che se l'autobus, appunto, che se il pullman è a corriera, è il bus Gran Turismo, perché dopo che se il GT che più, e che se il torpedone fuori onda, perché avevo domandato cosa che sia il torpedone, gli altri non mi hanno detto che cosa Mai sentito. Cosa sia il torpedone? Mi pensavo che il torpedone, guarda, così, te modisi così, domanda a freddo, fosse il 18 metri quello con snodo in mezzo, non sai quello? No, quello che ha quello è il termine tecnico. Dipende. Allora, ad esempio, Autosnodato. autosnodato, però dipende dove te vai. Per esempio, ogni azienda ha il suo nome. Che se su di aziende qua della zona io chiamo Amoea. Amoea, perché Amoea. Invece a Verona io chiamo il Biscione. Biscione anche il che ha doppio. un senso come visivo. Anche al doppio. È il doppio. E il doppio anche, doppio. sì, il doppio. È un bel nome. Allora, il pullman, si chiama così, e viene dal nome del suo inventore in realtà, che era George Mortimer Pullman. Ed è il suo cognome. Tu vuoi scherzare? Davvero? Se vai a guardare santo internet ve lo dice. Ed era praticamente uno che nell'Ottocento che ha detto trasformiamo le carrozze dei treni in carrozze confortevoli per i passeggeri. Gente Dana Rosa che poteva permettersi di viaggi confortevoli, quindi con cuccette, poi dopo si arriva anche alle cuccette, i ristoranti, servizi di vario tipo, che può essere che nell'Ottocento, insomma, e confortevoli, quindi con sedili di lusso, in bottiglie, che non ti passi mai a schiena con i sedili di legno, tutte che robe ha. Quindi è il pullman, viene da che il nome ha, quindi il pullman per traslitterazione, diciamo così, è il pullman del lusso. Pensati. È il pullman è quello del lusso. Quello ficco. Che dopo se comunque anche quello che vince ma è il Gran Turismo. Ecco. Che poi adesso è il pullman del lusso, se quello che ha è il cesso, la toilette, come si dice in italiano. Ma va, che sei il sì. pullman col cesso. Sì, Che che sei è il il pullman col col cesso? cesso. Ah, Quindi vai. il Gran Turismo che ha il cesso, sì, il problema è che non ti versi mai. Mica ho fatto un viaggio Come non dal ti versa Belgio. mai? Sì, perché se ti ho versi dopo ti go sporchi, dopo io andare a nettare. Mi sono fatto un viaggio dal Belgio fino in Italia. E a un certo punto ho detto o te pisso qua o te me lo versi. E ho detto forse è meglio che te lo versa. Vabbè, non ti O te puoi fermarti in qualche stazione del servizio, sta robe qua. Sì, Fai ma soste, qui la lunghi, no? Sì, ma lo sapevi come funziona? Che te e soste non te puoi fare ne 25 se non ti arrivi più. Beh, sì. E quindi più soste te fai, più lungo è il viaggio. Io non ho voglia di fare fermarsi. soste. E quindi mi ha aperto sto cesso che sono dentro mica sono alto 1 metro e una scoresa. Perché si sa che va uno un po' più alto, non che entra. Non che entra. Ovvio, Poi cesseti, a fine. È un cesso chimico, tu insomma dopo io scarica. Non so, che essere. Ma dai, avuto chi muore a merda per strada. No, quello no. No, credo. No, magari. Sì, più che chimica, Neanche gli aerei o era una fa- vasca, sì, di qualcosa, abiga da svodarlo. Tipo Sì, qui sì. dei barche, insomma, che roba. Sì, esatto. Te vedi per strada la merda. Sì, no, beh. Beh, tanto passa gli amici dell'altra azienda, quella che ha fatto il Esatto. passaggio, merda pa merda, e tira su anche quella. Dopo che è a corriera, che comunque è un sinonimo anche a corriera. Il termine di corriera è a vecchia carrozza postale. Quella che era il corriere della posta. Sì. Quindi il postale, sempre treni una volta, perché dopo sappiamo tutto quanto dal treno, che si diventa trasporto dopo su gomma, perché da rotaia si passa su a gomma quando che si arriva i motori, capito? E quindi a corriera è un sinonimo di corriere della posta. Comunque è un sinonimo di autobus, anche a quello. Dopo che c'è il torpedone. Che il torpedone, adesso, anche a me non lo sapevo, infatti ho scoperto 2 o 3 giorni fa che sono a vedere, e se ve lo dico come che c'è scritto, veicolo che si adibito al trasporto collettivo di persone, ma con la carrozzeria aperta, de sora non ha capota. Che vi presenti i pullman qui inglesi, scappottai, I double decker. i double decker, bravo. capito. Però senza a capota de sora che ha l'open view. È un pullman che era normale che fosse così. Cioè non gli era prevista la capota. Perché è una visione da turista correndo. Beh, pensa che un mio collega ha fatto diventare un pullman normale, un torpedone, passando sotto un sottopassaggio
che era più basso di quello del previsto, e io ho fatto un torpedone. Ecco. Va a portare il TUV a Esatto, omologare dopo. esatto. Ma ne sai qua in Italia si torpedoni? In città turistiche Esatto, tipo Bologna, che te fa- sei, fa- te dai anche a cuffiette, Verona. ti ascolti anche Anche a Verona che sei, e penso anche a Mestre forse. No, Non a so. Mestre, a Mestre che il trenino però code nadai. Ah, Ti niente ricordi? po' di meno che. Sboromi. che di solito tutti quanti della marca sua in Europa, Esatto. e se quella del Castelfranco che non diciamo sì, ma conosce sì. tutti, ti vedi dappertutto in tutta Europa. Sì, i praticamente. pullman e i torpedoni te I, dici. i trenini, Ah, i trenini? I trenini, sì, mi pare Dotto, se non mi sbaglio, Non qualcosa so. del genere. Castelfranco Veneto, c'è scritto. Pensati. Sì, ma insomma, che se vari mezzi, però quello non vuoi la patente autobus per guidarlo, penso che basta. No, Certo aspetta, che non so, che te è un numero di porti- passeggeri che ti deve trasportare, bisogna che penso Penso Sì. che te gabbi da avere una patente speciale. Sì, sì, Comunque sì. il torpedone, che c'è scritto che deve essere al manco 12 metri, se no non sei un torpedone. Beh, il minimo di un pullman è 12 metri comunque. No, che sono anche 10 metri. 10 metri, Te bravo. vedi? Differenza della nostra Anche all'8 patente. metri adesso che Anche penso. all'8 metri, te vedi che c'è anche. E quante persone che sta su un 8 metri? Che starà su un 8 Una metri, ventina. ventina, sì. Quindi è il gap per dire me vuoi a patente per guidare il pullman? Mi pare che sia 6 metri. No. Se è un numero di metri o se è un numero di persone? Se è il numero di persone. Numero di persone. Che Sì, se perché se 9 pensi a persone- limousine non ti serve a patente D. No, però tipo un furgone il massimo è 6 metri. Ma non sei quel discorso, mi penso sia il numero di persone. Numero di Perché persone- deve essere patente B deve essere 8 più il conducente. Superiore a quello sì, te bisogno sì, del sì, per sì. esempio stesso Ducato magari, però se a DB ho 12 persone metti, tipo in scuola bus non sei tanto più grandi. Tipo i la parola pulmini. chiave scuola bus. E tu Che è capito? un'altra E- categoria del pullman. Perché questo è un servizio speciale No, che tu però capito? cioè, scuola bus navete demo infognasse sono una storia Esatto, che non però finisce penso altro. che sia differenza da il numero dei passeggeri. Però sì. Allora arriva a mangiare. Perfetto. Direi che te tratti bene, Mi pare che Ah no. non ti che mangiare. Tra l'altro che avevi finito il servizio tutti do poco fa. Appena adesso. Appena, proprio- Ti mai in tempo che questa roba non posso mangiarla, ti sai. Sì. Bisogna che mangia solo sola. No, tu vuoi Maia che te diventi grosso. Ma te l'hai sì che ordinati? arriva qua. No. Figa. Ah, Dai. Te che portare così? Niente. Domanda chiave. Cosa c'è che serve per fare l'autista? L'autista dell'autobus a questo punto. Prima di tutto. prima di tutto che vuoi a patente. È a patente perché sennò non mamma corre. qui, sì. E patente come che lettera che A D. E a D de perché cazzo ma Domodossola. Penso che Gabbia sia partita da A, stava prima. Ma poi se vabbè, parti in adesso. ordine. Boh, non lo so, non mi sono mai chiesto sta roba qua. vai, Ti che può te che essere. consultare Santo santo internet non go guardare. Non Dico so. la verità, non go guardare. Non so. Ecco, Può vedo. essere. Pensavo che lo sapessi gli altri, mi go fidare, invece non lo sapevi neanche gli altri. Ma Beh, non ti te ne importa. dai troppa fiducia. Infatti mi fidavo massa delle vostre conoscenze, delle patente, delle che robe ha. Massa. Mi sa tanto che no. Hai visto tanto anche di uno se di quei che ne siamo- sa di più, forse. Sì, beh, sicuramente sì. Comunque ho letto che a patente D te puoi portare più 8 persone. Se te che manco di 8 persone, Aspetta, compreso l'autista, Compreso quindi l'autista. questi 9, patente D superiore a 8, compreso cioè più l'autista, quindi no, 8 compreso l'autista. Guido mica ne sa un cazzo. Ascolta qua No, e no, basta. no, se 8 più l'autista, perché il Ducato quanto ne porta? È il Ducato, cosa è il Ducato? Ne È un porta, furgone. ne porta 9 persone, non te che hai 9, bisogno. sì, sì, e non te che hai lega bisogno, poi da tre- 9 in su te che hai da avere a patente Patente D. D. Ok, vabbè. Dopo ho letto che vuoi un'altra roba che si chiama CQC. Esatto. Qua entriamo nel tecnico. Chi sei? Butta fallo Ascoltami te. un attimo, Butta la fallo te. patente D e basta, non ti puoi portare a gente, ti puoi solo portare a corriera. Aspetta, te puoi portare a se vuoi Non fare- puoi portare 9 persone. Ah, 9 persone sì, vabbè, Esatto. a prescindere. Esatto, C'è con di patente casa B. Esatto. Eh. Però se te vuoi giustamente farlo come lavoro, come ti ti puoi portare un pullman vodo. Te puoi andare in giro con un pullman vodo, Esatto. tipo, oppure addirittura se ti si dentro su un'area privata, tipo l'aeroporto. Quindi dell'aeroporto che ha bisogno solo da patente D. Oh, però sto CQC che ho trovato è che Eh. è un acronimo che vuol dire carta di qualificazione del conducente. Esatto, Pensa. esatto. E se cosa sia un'abilitazione? Cos'è l'abilitazione per farlo del lavoro? Quindi te vuoi diciamo, un patentino ulteriore? Ulteriore. Un Sì, sì, se una roba un po' più specifica. Una volta che c'era diciamo. il CAP, adesso c'è il CQC. Ah, Esatto. il CAP, è vero, sto termine del CAP. Esatto, non Che cos'è il CAP altro. ti diceva quando ti facevi imitare. Esatto. Che te- Ti sa chi ha cambiato adesso comunque? Sì. Ti quante patenti c'è che ti ha fatto a fine in totale? In che senso? Perché una volta facevamo il CQC base, dopo Eh. il CQC persone no? Ti ha fatto così? E ieri ti? insieme, perché prima Eh. parte sei mista, perché Io che ho CQC fatto staccato. che sei a 35 ore, che sei insieme con i camionisti, che sei una cosa
insieme. Esatto. Più te ne hai altre 80, che mi pare che sia un corso da 105, no 80 sì. Ma si No. deve entrare nel tecnico. Vabbè, no, che ma- se No, perché questo è ha unito la specifico. patente adesso. Questo è Adesso la specifico, questo è specifico Vabbè, per persone. che Monboccia che ha 18 anni, se Sì. che ha fatto la patente, vuoi ciappare la patente del pullman, portare in giro le persone che vuoi il CQC e te che a superare un esame, se non ti superi l'esame Te che dai, fare un esame. cos'è che ti fai solo il corso e te che è finito. Allora, per quanto riguarda patente D, te che da fare sia il pratico che il teorico, d'accordo? Esatto. Invece per quanto CQC solo il teorico. Vabbè, ok. E visite mediche? Viste mediche sì, e infatti c'è un problema perché ormai sto lavoro qua, bisogna andare avanti, i autisti bisogna andare avanti con l'età, e quindi con l'età te sai, e il problemetto, e questo e questo quest'altro, e e la prostata quindi te che ha fermato che c'è un di fissare. sacco di Io mi pare persone che una volta potessi dentro. E te spedise, vai, lavora. Dipende dalla commissione medica quanto che avviene un attimo tocca. Comunque Diciamo mi ti che per dico, assumere ti interrompe più e vai. Mi per esempio ne vuoi assumermi perché una spa più alta e una più bassa. quando? Al tempo? Al tempo. Ma il tempo che ha fatto You, se parla di 10 anni fa, Sì, chi- beh, forse te Era la più ragione. moi. diventare un autista era un punto d'arrivo, cioè che era di concorsi di centinaia di persone a volta e ne passava poche perché era un lavoro Lei si diventò a casa invece. Eh? Lei si diventò a casa. praticamente Fa sì, conto. non sogno scherzare, basta te presenti, ti Quindi è dice un lavoro che uno dice, ma che sei necessità, che sei richiesta. necessità come tutti i lavori che ti vedi in giro, tanti Mi pare che camerieri, roba. come dopo la peste dell'anno 1000, no? E la gente si sta decimando. Esatto. Gli era bisogno di qualsiasi roba. Dopo il Covid, che si sta bisogno di tutto da nuovo. Sì, è morta della gente, ma non sai che sta decimando. Ma adesso non entrando in specifico, specifico, però magari che sia gente che Che ha ha più che ha abbandonato. voglia di altre esigenze, Ah, tipo ok, bravo. il No, tempo secondo libero, me- se questo che ne manca vabbè. tanto nel nostro lavoro. Ragazzi, Fa beh, se spendere schipa una patente del genere per fare come un operaio, tanto dice. Gli dice beh, non fa. a sto esatto. punto. Anche perché da fa 24 anni minimo una patente del genere. Vabbè, ragazzi, qua siamo già il tempo della prima rubrica. La prima rubrica si chiama Catta l'intruso. Beh, Catta l'intruso. Vuol dire, mi faccio una lista di 7 frasi se? e che ne sei do di intruso. Attenzione, brombe. Brombe, il magna intanto. Sono Dai, non sta particolari. freschissinoso. No. Magna Ma- un tocco di ma pan. un tocco Quello che non magna. magna Cos'è io, Iron? praticamente. Vai. Allora, rubrica Catta l'intruso. 7 frasi Ma io me e dovevi copia. trovare. No. Sì. Potevi mettervi d'accordo? Ti Che- si fortuna. no, mi memorizai qualche sedo e dopo mi dici. Sì, Ok, questa allora, è la tecnica una. classe. Per fare l'autista intendo, Una, guidare in modo sicuro. 2, rispettare orari e fermate. 3, fornire informazioni su percorsi e orari. 4, in servizio bere poco e solo vino di qualità. 5, eseguire controlli pre-partenza per segnalare eventuali malfunzionamenti. 6, mantenere la calma e agire prontamente in caso di emergenze. 7, parlare al cellulare solo se chiama la suocera. È difficile. Sì. È Perché difficile. eh, È dura. capisco. Anche perché c'è tante domande. Mi penso a 3 comunque che sia quella sbagliata. No, due se Sì, puoi se do- sbagliare. Ah, devo sbagliare. Sì, Sì, una poteva essere Guida in modo sicuro, rispetta orari e fermate, fornire informazioni sui percorsi e orari. sicuro. ok? Bere poco e solo vino di qualità, eseguire controlli pre-partenza, mantenere a calma in caso di emergenza o parlare al cellulare solo se chiama la suocera. E ora 3 e 7. era tre se quella bere bere No. vino. È qui a dare informazioni. Non siamo prestati a dare informazioni. E ora mi te dico, mi ha tolto un fittino in inganno quella di bere vino di qualità, perché avevo capito che si poteva bere anche a quello normale, quello schifoso. E quindi per me questa cosa è quella sbagliata, perché mi ricordo da CQC mi ha detto che posso bere anche a quello marzo. Oh, ti ricordi al CQC Ok. che era è consigliato mangiare carne rossa? Pensati, domande, pensati, non mi Mi ricordo. ricordo. E quindi secondo me se quella del vin Ok. e sì. A sette, Diciamo dai. che quella del vin, perché e anche a sbagliare quella della suocera, perché mi ha detto che posso parlare con chi cazzo che voglio, che nessuno rompa mi coglioni. quindi se te chiama dal cellulare ti rispondi tranquillamente, ti muovi il voante e te chiaramente Te capito. neanche parla sono Quindi che ho fatto giusto? Sì, mi sa sì. Che ho fatto giusto, hai capito? Che avevi fatto molto bene. T'ho visto, t'ho visto. Molto molto bene. Mi ha tratto in inganno quello del bevere, però dai. sì. Ormai abbiamo capito che sia autisti della CTV. Mi Non citando, sai che vuoi tanto. Con te che dito bevo anche a vin de merda. Cioè. ascolta, mi posso dire sono responsabile di quello che dico mi, no, di quello
Che te capissi ti. Io farei un altro applauso. Domande personali. Anche che uno si tacca a potò. Brome, da quanti anni sei che ti fai l'autista ti? Autista 2018. Quindi sei un 7 anni, 8. 7 anni. Solo? Pensavo di più. Ti invece Giovanni? Mi sarà più o meno 4 anni. 4 anni. 4 Ma anni. sempre qua a CTV oppure anche con altre aziende? Intanto ripeto, non sottoscrivo sta roba qua. No, mi ho fatto un periodo di 2 anni, ho cominciato a Verona e mi ha buttato praticamente subito nella tana dei lupi e ne sono uscito capobranco, che tu capito. No, perché il traffico là è molto caotico, come, non dico come una città, Roma o Napoli e così, però sì, macchine parcheggiate dovunque e gente abbastanza rissosa, quindi rissosa mi piace. di che di spostare una macchina, prova che te soni 3 ore e dopo viene fuori sta qua. Gatto finito anche il Tedise e quindi sì. Ma questo era il vostro lavoro che sognavi da piccoli oppure era le note vara? No, sicuramente go sognare altro da piccolo, dopo andando avanti col tempo ho capito che era massa impegno per fare quello che volevo e ho provato di tutto, ho detto questa cosa è il manco peso. Ok, sì, anche perché dopo una certa età te diventa moeo, quindi non te puoi più fare che lavoro. Esatto. Ti invece Brome cosa vuoi fare da piccolo? Che non mi ricordo cosa volevo fare. L'astronauta? No, mi piaceva roba. Perché ho sempre voluto fare l'autista, te prego. Volevo programmare i videogiochi. Ah beh. Dopo ho visto che c'era un casino, a sa perdere. Dopo per una serie di coincidenze sono da fare questo lavoro qua a fine. Beh, insomma, come sai che si entra alla CTV? Pa concorso? Adesso o te presenti il curriculum e ti dici sì, probabilmente adesso sì. No, che sei un concorso. Che sia un concorso. Che sia un concorso. Dopo dipende. Che se adesso negli ultimi anni, visto a carenza e il bisogno di autisti, che addirittura, per esempio prima che ti aveva pagarti a patente, non sei neanche così vero. Mette dei bandi dove ti stessi entri, ti dei prerequisiti tipo l'età, d'accordo, oppure penso anche un minimo di scolarizzazione, te entri a far parte di un'academy dove te fa dei corsi e te prendi a patente coglioni, capito? Si paga stipendiare per studiare e fare mai. No, non sei mai, per chi che invece che lavora e a sera andava a farsi i corsi, se è meglio fare così, e sì. E dopo non so, ti è un minimo di vincolo, costi qua. No, che ti tipo prima 3 anni di apprendistato, esatto. che ti da paghi a patente a vabbè, fine. però comunque intanto ti fuori a capitale. L'apprendistato che esiste in tutti quanti gli ambiti lavorativi. Sì, pensa però, che però mentre ti però mentre ma mi faccio il stesso lavoro tuo però da apprendista. Ma mentre mi sono io conseguire da apprendistato mi c'ha un po' di soldi, non sei come gli altri che io da lavorare da un'altra parte e dopo pagarmi una patente esterna, è diverso? Sì, insomma, sì, ma mi pensavo te vai su LinkedIn e te trovi il bando no, ogni tanto viene fuori, magari che sarà anche là, certo che sei, ma là ti non te lavori con l'azienda, te lavori con l'agenzia che lavora con l'azienda. Ah, ok, tipo interinai anche. Esatto, questo è il classico interinai. Ma che sì, cooperative che lavorano anche come autisti. Sì, che e viene tolti quando che c'è carenza, magari non so, e ferie, malattie d'inverno. No, ultimamente gadeline proprio sue, gadi appalti. Esatto. Chi dà delle cooperative che è autisti. Esatto. Ok, mi pensavo che entrassi per amicizia di solito. No. Ti detto, vieni a lavorare con me, se lavoravi. Che modo di ridi? No, pensavo che. Ma è vero che ci sono tanti ciosotti dentro una CTV? Che sbordo. Parecchi. Come hai detto che sbordi? Parecchiotti. Beh, i marinati, scusate. Gavi presente e scenette di Carlo e Giorgio. Assolutamente. Da quando che ho visto Carlo e Giorgio mi pensavo che dentro la CTV fosse solo ciosotti, praticamente i veneziani. I marinai, gli autisti e i marinai e anche i capitani, anche da fuori, non so, solo ciosotti. Marinai, il 90% se ciosotti. I ciosotti. Sì. Autisti. Era un fiavero. Autisti che ne sei meno rispetto in percentuale, penso che sia più i non chiogiotti in percentuale. Ti va a Marghera se tu dici ciosotti, ma scherzare ci porta una verità alla fine. Sì. Ascolta, ma che se Gabio ha divisa vi altri? Sì. Gabio di che colore sei a divisa? Però sto discorso a divisa. te me caschi su sta roba qua, divisa, uniforme. Ah, aspetta. La divisa vede forse l'ordine. Perché divide, no? La divisa quando gli eserciti divideva per capire chi era uno e chi era st'altro. Aspetta, momento cultura.
Facciamo polo, cosa sei divisa? Io metto a lavorare in polo. Ovvio in polo, che ma Ma polo? sei a polo della GTV però. Eh sì, ma sempre polo. Ah beh, ma sei a tua divisa, ora sei a tuo uniforme, scusa. So. Gatto la mostrina che ho scritto Brombe. No. No. Una volta sì mi diceva. Una volta però. che aveva addirittura anche il cappello del Il servizio. cappello, è vero, è il Una famoso. volta che aveva il cappello del servizio, ne ho È visti vero? alcuni, fighi. E anche giacca e cravatta. Che Volevo Sì. mettere quando vedevi il controllore col borsello. Te cagavi addosso perché con Ciapaimo il boom andare a scuola te lo vedevi distante do fermata esatto. Devi montare il controllore, via tutti. Chissà che faceva il biglietto quando cadermo. Beh, voi altri che vi guardi quella serie però là. Aspetta, perché dite esterne, voi gli altri là, perché No. te che linea effetto, scusami. No, che io giri- sei più Riviera, ti sei più verso sei più dopo. Riviera. Go anche, sì, go anche qui, sì, ma Ni altri manco. Ni altri chi? Ni altri da Mestre, da Venezia. gli ori della Favaro, città. Della città. Ciò. Ti te fai l'urbano. Urbano che se manco, che sei più controlli della CTV, diciamo. Fuori che ha paura più della CTV. Cosa hai paura delle cose? Perché che senti un fiappeso? Chi ha paura di ieri Riviera del Brenta che sia a Maia del Brenta? Dopo stracosa che sei. Dopo sta cosa che sei. Mamma mia, sto No, qua. no. Meglio che cambiamo qua, che No, sennò. no, aspetta, perché adesso. Posso fare nome e cognome delle brombe? Sì, no. Amici. Apollo col nome Ricamà sarebbe figo, però. Sai tu che volia, ognuno il nome. Eh, Che poi quanti scarpa che sei? la scarpa. Beh, fai Pensa- un stock di scarpa e che dai poi a tutti quanti. Pensa che certi nomi, che ne sei talmente tanti che metti il 01, 02, 03. Addirittura. Come a Chioggia che metteva a Venezia, che mettevi i soprannomi, il Bomba, Sì, il sì. Paio. Bosco Bistecca, Esatto, Bosco Bistecca. Caenaso. Mica avevo Andrea Boscolo 06 avevo. Pensati. Sul gruppo mio, 06. Mica avevo Andrea Bosco in classe con miei elementari, per Ecco, esempio. vuol Ma dire fai che ne parrucchiere. esamini Se da fare l'autista, pensati che magari sei ciappato. No. Ma anche se ancora scritta adesso non parlate al conducente. E il Ma megadito, guarda che e era. chi sei che megadito, il tuo socio, e megadito, ti sto stati, No. megadito, e che sei anche scritto non sputare. Non sputare. Sì, non è vero che era il pullman con scritto non sputare, non parlare al conducente. O anche non parlare al conducente sputando. Effettivamente si è anche messi insieme. Sì. Faba, che sei ancora. Abbiamo l'unico personaggio del pubblico che mi dice che conferma che si è scritto ancora. Dietro dove si siede il conducente che il passeggero vede davanti c'è scritto sulla vetrata non disturbare il Sì, è scritto. Abbiamo visto praticamente quando Esatto. ieri voce, magari non ti ho noti perché. Cioè, E lascia a voi, i nostri amici di Dag e Aria, capire che è il nostro ospite. appunto, se che ha sentito pochissimo, mi dispiace, si massa lontano. Ma detto vieni qua. No. Un attimo. Se ciao a tutti i cicchetti. Siamo giusti per fare la prossima rubrica che si chiama Problemi. Perché ovviamente quando fai l'autista i problemi che sei. Bisogna dire la verità che ne pide uno. A parte che bisogna avere mie occhi quando che te corri, che ti si fa la strada. Però bisogna stare attento anche a chi che te si dio portare. Perché effettivamente Assolutamente. i problemi non sono qui fuori. Anzi, dei volte c'è più qui che te dentro. E che se quei dentro fuora. che magari ti fa arrivare quei fuori e viceversa, che quei fuori dopo ti riversi su quei dentro. Cioè, Ma quindi ti non te assi specifico, se non te via gente da Drio. mi non so ancora entrare in quel mondo là. Perché mi Sempre. piace guardare i fighe. Mamma mia, prima roba che faccio. Adesso che sei primavera, che era primavera, estate, vedere qualche goneina, insomma, mi allieta più ste Fa 6 passare ore la e 40. giornata, insomma. Sì, Il percorso è più simpatico. Insomma. Esempio qui che ti distrae secondo me che robe esterne. Altro che pubblicità per la strada. Sai che ti sa passare sul lato oscuro della forza, ti non ti sopporti più la gente? Esatto. Questo è il discorso. Che sia un step dopo che l'autista non Penso sopporta di più sì, nessuno. dopo va in burnout. Dopo quanti mesi? Dipende dalla persona. Sì, questione di settimane. No, ma dipende dalla persona. Ah, Mi- sì. Che sei gente che si entra con me, che dopo 2 settimane sai cominciava a porchizzare drio a persone. Sì, insomma, persone Simpaticissimi. simpatiche. Vai. L'unico problema consiste in 3 frasi. Te sai che da domani non faremo più un lavoro, niente. Cioè, no, per dire, è chiaro. Mi sono in anonimo. Che se 3 frasi. Che ne commentai una a piacere di queste 3 qua. Che se il campanello, cioè, quando che ti fai fermata prenotata. Trin! E mi puoi muovere fuori da fermata che non posso truccare in tempo prima? Prima frase. Puoi commentare una di queste 3 qua. Seconda, autista e tende che ai simisi ferma l'autobus che voglio smontare.
subito, ferma. Terzo, è aveccia, di solito sei una vecchia. È autista e tu sta aria condizionata perché guarda che mi maio, Guarda che mi maio e ti denuncio. Ok. Brombe? Cosa ti dici? Comincia il brombe perché mi sono massa buon. Ti si massa buon. Mi sono massa buon. Per Vabbè, quello che so ah. ancora entrare dal lato oscuro della porta. Mo' ha messo affermata che non sia mia. Seconda, e tende che ai simisi, fammi smontare subito dove che ti si, fermate. Oppure aveccia che te vuoi che ti stui l'aria ma anche se è aria condizionata a proposito dentro di Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quando proprio. che funziona? Sì. Eh sì, che sei certe volte che sei scarico e non va. e te Non fai funziona. cambiare se che ne sei nato, se no te sopporti, te versi e botto. Però in quel caso è aria a manetta perché che se 80 gradi percepiti ti è aveccia te hai davanti sull'aria condizionata te accoppi capito e se la menta. Beh, Dio che sei per persone e che sei per Ma io così l'autista. smontano. Sentio qua. Dark Fener. Dark Fener qua sì. Ma qua. tutte e tre domande, meglio così smonta, te che vai già a porta e smontano. Tutte e tre domande. Tutte e Tutte tre e tre domande. stessa Ah, te risposta. l'ho visto? Te l'ho visto? Che Versi a Versi, posto. fai andare basso subito. Manco gente che così. Ma io, Se è nel lato carognoso della forza. gli usa il no? lato Quello oscuro. carognoso, te capito? Mi Sì, so bravo. invece come ti comporteresti in uno di questi tre casi qua? Beh, sì mi si ancora capita a me. Perché non si più tende più che altro. E invece quando che mi dice puoi smontarmi qua, che dico, cioè dico meglio così piuttosto che mi dica a metà strada, ara che non vade qua che il porchese su, perché capita che quello che uno si smentica, vabbè te vedi da smontarmi qua, mi pensavano come se mia telepatico, perché capita anche a quelli Perché che... ti gastrucai, non ti puoi No, fermare. perché che se dei fermate dove chi pensa, no, tipo Dolo Centro, che magari sei uno di quei che con qualsiasi autobus di tutte le compagnie che sei nel Triveneto passa, no? E quindi io ripenso che te fermi, invece la fermata è a chiamata. A Sappia, chiamata. a Se te chiamata. è struccata è fermo, se no no. E se no no, Ok. devo capire. Però se uno mi arriva là, dice non so arriva al bottone, poi ti fermami qua, mi dico vabbè, dai. E cerco sempre di andare in paradiso, sai che cos'è. Non te rischi comunque a patente il posto di lavoro se ti fermi fuori a fermata. Oddio, non si fa. Non si fa, non Non si si fa. fa, non ti rischi Quindi a patente. lui non lo fa. No, non ti rischi a patente, però se si fa mai ti rischi Esatto. delle Se ti sanzioni. viene in culo mentre che le devo smontare, ti in culo. Se ti dopo. mena sotto mentre che ci smontare fuori da area, Che ti hai in capio. culo. Che Devo capire. Non sei molto bello. No. Ma insomma, Esatto. domanda tecnica. Qual è il tratto più lungo che avete fatto per la vostra azienda? Il tratto più lungo. Io do un quo. penso il 53. Cosa sia il 53? Quello che fa da Padova a Venezia, già Ma linea più. tassi che sembri anonimato. Eh. Comunque. È il 53, Padova-Venezia. Forse il Mestre Treviso. Allora, mi dico che il tratto E te ti più... ho fatto il Padova-Venezia? Purtroppo sì, ho fatto, ma ho anche rifiutato, nel senso che mi chiama spesso andare là perché nessuno vuole farlo, no? Bello, Perché bellissimo. io uso un deposito diverso, invece chi se deposito quello bisogna che lo faccia, non ha alternative. Quindi va dove che te si deposito, diciamo dove che te a base ti? Diciamo che dove te che a base prettamente te fai certe linee e dopo te capita anche di farne altre se te manda da altre parti perché che sei carenza, che sei bisogno, d'accordo? Sì, Beh, tanto i tratti maggiori, più lunghi che te puoi fare sono 50 km perché ti sei nel tratto, sei in trasporto pubblico di linea. Quindi trapassare i 50 km te hai sicuramente un altro deposito, un'altra compagnia. Quindi se te hai un massimo di chilometri, no un massimo di ore. No, Ho detto te- anche un massimo di no, ore. ti segno parlare di linea. La linea più Linea. lunga che te hai fatto è massimo 50 km. Ok. Ok? E più che vogliono un tachigrafo. giusto? Esatto. Oppure ti sei un altro deposito. Devo E capire. magari mai Quindi te fai- guida Pullman, diciamo, fuori via che non sia No, di linea. no, 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 neanche a me. no, non Neanche si è a me. concesso proprio. Non te puoi fare il secondo lavoro, andare a domenica a portare i turisti del patronato a Medjugorje. Beh, da tagliarsi i coglioni, però. Più che altro se sa che lavoriamo 6 giorni su 7. Esatto. No, metti caso che il prete ti domanda portami a Madonna Allora, Pellegrina. te Cioè, poi cosa allora, effetto? te Gli rischi da dici, farlo, no? te rischi da farlo, però non farti sgamare. Ah, perché non si può? Non sai poi perché ti devi da riposare. Giusto? A parte che non te Ma puoi metti fare. caso che non che non metti caso, perché No. te che a riposare, te che a riposare. Te devi da riposare perché ti devi Sì, in essere... ferie? Puoi andare? No, perché Eh no, perché sei in ferie. Eh no. Hai capito? Quindi non ti puoi fare un lavoro privato se ti si sa un autista del anche Te puoi fare un altro lavoro. un altro lavoro che sia tipo il banconiere in bar. Te, tipo. il pittore. Ah, il Te puoi pittore. fare il Ah, pittore, te chiaro. puoi fare vendere geati. Sì. Ma non te puoi sicuramente Qua parto guidare. da io, ovviamente. Perché te devi fare un tot di ore Beh, a sì, settimana, massimo. Che Così. abbiamo a pausa pranzo, viadri? Oppure ne a me testa l'autista se monta in pullman e lavora 4 ore, come diciamo 8 ore di lavoro, no? No, Ma non no, funziona proprio Non funziona così. così. Come no. funziona? Dipende, ma gli altri che via sotto a pasto, sì.
Rispondi ti, no? Ma Cioè, ti capito? rispondi con una No, domanda. perché Ti erano fai un'altra altri- linea, ti fai un'altra tratta, un'altra città e io uso i brecani, un altro mondo. un altro mondo, ti Esatto. sì, devi Diciamo darti- che ora se ti te fai un orario che a sostapasto non rientra, tipo lavoro da 1 e 8, sostapasto non ti ha perché non ti rientri nell'orario del seno o del pranzo. Ok, perfetto. Se lavoro dai 5 a mezzanotte, a sostapasto ti ha solitamente. Sì. Ti ha come che ti dentro aggai a l'orario del mezzogiorno, sta lavoro. fai il turno di mezzogiorno. Però Ti questo ha qua, dentro il turno. questa anche se qua, i turni di notte anche a proposito, oppure no? Dagli Se i turni altri di notte, sì, assolutamente dagli altri no. fonda, E ora, tipo però, ai 2 di notte passa questa un pullman. qua Sì, sia sì. del turno di notte che da sostapasto, è una roba mosca che- bianca di questa azienda qua, perché altre aziende non te la sostapasto e non te neanche ai turni di notte. Interessante, interessante. Cioè, sostapasto, quando sono arrivato qua, ho detto, cosa? A sostapasto? Anche a pagare? Mai vista una roba del genere? Ma aspetta. Quindi i ti devi turni- guidare 6 ore e 40, Sì. hai capito? Te hai 20 minuti di capolina e te sbrani un tramesì, se te hai il tramesì e anche i 20 minuti, perché anche a questo c'è da parlare, no? Capito, sì. Ok? È molto probabile che non ti gabbi. Non ti gabbi No, ti perché te che da girare l'autobus perché sei sempre in ritardo, d'accordo? E se no qua che sei proprio una sosta a pasto, ma sei l'unica azienda che ho visto in tutte quelle che ho girato. Questo non so. E te lo Comunque dico di fate c'è tanta roba perché se mi faccio un turno a 7 ore, con l'oretta, vabbè, 40 minuti, dai, insomma. Te che devo per sentarti un attimo, fare la sosta. Sì, sentate un attimo, sempre sentare. Che cazzo ho avuto sentarti col dopo? Ma aspetta che devo sentarmi perché non lavoro No, in piedi. sentarmi un attimo senza gente che rompi i coglioni. Oh, sì, Ma sei guarda sustoso. che, ma posso Sustoso, dire, mi sì. adesso trovo più difficoltoso che i 5 minuti che so venire a sentare, vabbè, che so fermo, che farmi il giro. La gente che ti domanda sempre E stesse ora ti robe. spiego una roba. Ma You, che tu anche a faccia da incassare quando te Io lavori. se- No, mi dico sempre sia che qualsiasi you roba sei di passata talmente tanto nel lato oscuro della forza che lavora di sera. Io vuoi solo lavori serali. È vero. proprio. Ti te adori lavorare di notte, Perché- sera, notte. Che se manco senti anche tra di l'altro. sera credo. che se manco gente, manco traffico, manco gente che mi domanda le robe. Eccola. Quindi ti dovresti rispondere come te pensavi prima. Se uno ti domanda se è affermata prossima, se vicina a, se te lo senti che dici. Se ti domanda l'orario che passa il prossimo perché è aperto, Ma mi scampo via. Ti scampi. E ora, sta Sei un roba autista qua. bastardissimo. Sì. E ora, sì. e ora, mi sono uno di quei. Te che arriva neanche cattiva, tranquillo. No, a me non sei. No, mi Sì, penso sì, di sì. anche. Però, vi dico sta roba qua. E ora, faccio un appello. Gli orari scritti sui tabè, non so gli orari. Mi sarà. Sì, stai anche ragione. No, ma perché tutti quanti mi Sui domandano quando è pai- che passa il prossimo, quello per qua, quello per là. Mi non so, ma perché neanche vado a informarmi Però sinceramente. posso dirti, Mi non so. Quante volte hai detto venisse su un giorno? Una? Dipende. No, Boh. anche a 3. E dopo quando io ero nell'altro deposito, io ero tutti i giorni a Venezia. Esatto. E posso dire che Ti dica, Venezia manco gente che te è un rompe casino. vai. È un casino. Ti manco gente che ti domanda informazioni. Se te fai giri a Meiaredo, a Pianiga, a Celeseo, E mi invece di passare nel lato oscuro della forza, so passare su un altro deposito. Mona. Sì, ma te curi il doppio però. Vabbè, a proposito di informazioni, a sto punto vi metto a prova con un'altra rubrica che si chiama Merangio come posso. Ma qua ne sali dentro? Che Sì, sei fra poco diventa- mi scuovo via. Ok, Gavi, uno che vi monta in pullman che non parla la vostra lingua. yes. Te che detto yes vuol dire che l'inglese ti lo sai. Beh. Vai, a parte poi anche a sgamare quindi. Allora, sorry driver, I gotta go to Piazza Vecchia. At what time is the next bus? I don't know. Volta non so. Come che hai detto prima, Non so. Lei si tabea. Esatto. Cioè, non lo so. Read the tabea, you see? Read the tabea. Look at the tabea and lanciate at- come te poi. Look at the pile Yeah. and read the tabea. Yeah. Ok, vabbè, che sta. Ma in realtà le domande sono sempre qui. No. Aspetta, qualsiasi lingua. Se Te ti io dico madrelingua questo. qua. Disculpe, conductor. Perdimi conexión para ir a la Cipresina. ¿Hay otro autobús antes de las 7? Antes de las 7 o después de las 7? Antes de las 7. De De las no, siete. no lo sabe, te tiene que mirar a la tabela. Vedo. Come Sparami. cavarsi in ogni Hai capito? situazione. 8. Monta un altro. Vai. Excuse-moi, chauffeur. À quelle heure part le dernier bus à la gare de Venise? De Mestre. Non parle français, però Non parle. mira la tabella. Mira. So. Regardez-vous. Sì. Adesso monta il tedesco. No, il tedesco non lo so. No, vabbè,
No, coi tedeschi mi so come you e vado dal lato oscuro della Però porta. vediamo se capito. Vediamo se capito che deve andare questo qua. Giunti così. Fahrer. È autista. Wie lange braucht der Bus zu den Campingplätzen in Cavallino? Sì, perché andare a Cavain sto qua. A TV, si può dire? Salta la dita, Sì, dica a che dita c'ha bianca. Patio. Sì, A ma dita che a bianca. CTV non va a Cavain? no, No! no. Per fortuna. Capivo che culo. No, non mi mai sta. Cavain, Che già sta lì a Cavain. Non so, quando che so, non sei mai stato. No, che va alla TVO, quindi Esatto, Esatto. i bus bianchi c'avevo. Avete capito? Comunque vi avevo domandato quanto che mette il pullman arrivare al Cavain, al Campeio. Quanto che gli mette? Senti che domanda interessante che te Finlandia. senti la nostra reazione quanto siamo interessati a questa domanda. Comunque quinta nazionalità se è più comprensibile. Oh Coco, tu ti hai visto che per poco ti mi ciappavi sotto, ho avuto e ti denuncia. Cosa fai? Là dipende che giornata che ho. Esatto. Sei variabile, e tu Tipo capito. che ti denuncia. Tra l'altro bisogna parlare Rauco. Tipo che ti denuncia. E cosa ha avuto che risponda? Io denunciami, va, togli il numero di targa e va dove te da andare. Ma mi pensavo l'autista, quando dici autista pensi è il camion, è il tir, no? Sì. È autista. Io del dico camion. patente C. Patente C, quindi è prima dell'autobus. Ha inventato prima Non so, dell'autobus. non so. Chi ha messo in ordine Ma ti sa chi che ha C può guidare una corriera. Chi che ha D non può guidare il camion. Sapevi? Sito sicuro? Sì. Perché sei superiore. Scusa ragazzi, ma era Sì. e a E cosa sia? Aese pa avere Pa qua per quanto è un pa qua perché dice che gli altri come È 18 metri. rimorchio. Per rimorchio. Ah, il rimorchio. La Bisogna S per avere rimorchio. l'appendice da Drio. Esatto, oppure per 18 metri con snodo, se come fosse un rimorchio, te che avere la E. Per carro armato? Carro armato, con quelli che ancora mio amico che era imbriaco dove sei ciave del carro armato che ne trovava. Non lo so, ma il pullman ha il disco orario, quello che come i camion. Quello Sente? loga non il trasporto pubblico non il TPL. Ti senti il TPL, ti sei dentro i 50 km, Quindi non te che hai bisogno. Quindi uno che va a Medjugorje che ha il disco per forza. Esatto, qui se diciamo Gran l'NCC. Turismo. NCC Sì, seria noleggio con conducente. noleggio con conducente. È interessante, vedete che no. Vi ricordate quando che venivano fuori i pullman quei a metano? Che gli metteva la pubblicità, questo pullman viaggia a metano. Sì, Cioè, sì. era proprio scritto in Sì, grande. sì. Ma che ne sia ancora su qualcuno. Che ne sia Non, ancora a non metano. qua, non qua. Dove- metano sì. Dove cazzo vai a fare? Dove cazzo vai a fare metano? Beh, allora, o te che è il benzinaio interno, oppure Che vi è pompe nei qua, depositi. A Mestre che c'è pompa di metano, gli altri no. a di Mestre quelle che sei benzina. qua no, quasi tutto a gasolio. Ma a Mestre che si pompa del metano. Guarda che abbiamo Ok. anche idrogeno e anche gli Aspetta, elettrici. voglio arrivare a sta roba qua. Ah. È il pullman a idrogeno. Sì. Che ne ho visto uno, ma che ne tanti o che ne ho mi visto No, solo non è uno? pochi. Che ne sei Ah, pochi che anche pochi. perché che se sta un discorso che ha bloccato il rifornimento. Cioè, Ma dove va a fare idrogeno il pullman? Idrogeno che già pompa proprio vicino alla cosa, proprio l'unica esterna. Esatto. Invece a corrente che è proprio con linea a E volevo corrente. arrivare adesso. Il pullman Eh. a batteria, anzi a pile. Là in sei pieni, batteria. Mm. Quanti che ne è? Tanti. Sarà Comincia a essere manco- tanti. Penso una quarantina. Ma 30 sicuri. Sì. Una bella Siete tutti flotta. in urbano, mestre Sì, o sì, anche lunghe sì. percorrenze, No, no. 50 km mestre? No, perché No, Sì. urbano mestre. Solo mestre. Sì, Guarda sì, che sì, durerà. No, manco Posso di un fare piede 12 metano. km con la batteria. No, Quanto? no. Moia da Drio questa No, gara. Farà 7-8 ore secondo me di fila. 7-8 ore. Sì, sì, sì. carica Ma bene. forse qualcosa meno, forse qualcosa meno. No, ti dico. Vabbè, comunque hai una bella autonomia e dopo in caso, per quello non te vai in giro sui depositi, no? Beh sì. Te dici, te ciami, ora che qua batteria segno, e ti cambia. Ah sì. Beh, per forza perché i fa smontare la gente, monta su un No, altro anche pullman. perché non è che te poi tanto, non sei simpatico se si ferma un elettrico, anche i Tesla, se si ferma a Tesla, non è che te poi ciappalla a tirare lassù perché sei tutto Cara bloccato. 3, sì. Hai tu capito? Ah, Qualsiasi ho capito. carro attrezzi non puoi fare A una proposito procedura. della Tesla, vi avete questa roba dell'intelligenza artificiale, non avevi paura che arriva i pullman automatici senza autista e vi a ciappare in porta? Speriamo, devo fare qualcos'altro. E ora? Ma sì, veramente una carogna. Che No, se- secondo me qua no. Che con la comunque. gente, E ora? con gli autisti. Siccome so fresco sto discorso col CQC se Ok. non rinnovarlo, per fare una roba del genere il pullman ha da riconoscere qualsiasi cosa.
d'accordo? Giusto. Tipo i cartei, io da riconoscerli. Dimmi quanti cartei se quei fronde davanti, che te vedi 30 all'ora, che te vedi passaggio, che te vedi ste fronde davanti, oppure che sia strada sempre a posto. Io che montaria su un pullman del genere, ti dico la verità, se è una macchina che mi guida, cioè un automa che mi guida il pullman, mi non mi fido. Puoi dire quello che vuoi, ma mi non mi fido. Forse prima arriva il quello che tram ti dico comunque. Sì, ma il Forse. tram perché ha una corsia sua. Beh, oddio, non Ma sempre. mi te dico, ti faccio un esempio, anche a tutti questi dispositivi che ha a frenata assistita, bisogna, quelli sono pericolosissimi perché Sì, se sì. passa davanti una bicicletta e te sfiora, e il pullman non capisce come l'intelligenza artificiale che se io passare, io vedo un ostacolo, vedo un muro, te vedi tutta... colpo. E la gente che sei in piedi, dove sei che finisce come zanzare sul vero, uguale. Simpatico. Perché aveva messo anche la roba là, che te superavi una bicicletta, che te vuoi andare in sinistra, ma il pullman te riportava in destra. Tu capito? È già che è pericoloso schicciare le biciclette. Quindi non sei tutto... Che forse arriverà che vorrà a ancora tanti almeno anni. 50 anni che ora. Beh. Dopo gli diceva anche sta roba qua di computer, saranno sempre più grandi e costeranno sempre più soldi. Però E sta dopo tutto ti il domando contrario. una roba, ma se sbara una corriera senza conducente fa un incidente, di chi sia colpa? Ecco, anche per quello che sarà sempre un conducente, perché bisogna sempre dare la colpa a qualcuno, ricordate? Magari Ovvio, farà l'autista qualcosa. Ma non lo dico mi, perché mi non Se valgo legge, niente. penso. O dice qualcuno che bisogna sempre imputare a colpa a qualcuno. Quindi in quel caso là i costruttori dice stai meccanici e quindi che È l'azienda. l'azienda si rivale sempre su qualcuno, Alla ricordate? fine qualcuno qua in Italia si fa fatica anche dai al conducente, credo. Ma Ma buona parte intanto comincia sempre sulle T e dopo ti dopo che da ti derivari ti con sì qualcun altro. colpevole e fia prova contraria. Oh, a proposito di gente che monta in pullman, personaggi che ne gira ancora, perché c'è uno fa l'urbano del Mestre, una volta che era il classico tossico che montava in pullman, 500 lire, smontami più in là del capolinea, cioè tutte queste robe così, che c'è ancora gente che monta in pullman e rompe Sì. i maroni in questa maniera assurda. Direi Ma- di sì, ma rompe manco i coglioni di vecchi, posso dire. Ma manco se fai sta tranquilli. Mi preferisco Si io. fai si canta. Sì, se fai si accanta. Bisogna anche personaggi colorati, se ne rompi i coglioni ovviamente. Si fa folklore. Perché diciamo che è il pullman che monta su tutti, come un'ampia visione della società. E vediamo tutti, cioè tutti vediamo dai VIP ai Monta qualche VIP in autobus. allora, sì. qualche VIP che mi è capitato, vuol dire- che mi è capitato a me, no, sinceramente. Non mi è- però so che, per esempio, quando facevo navette per l'aeroporto, magari da Verona, se montava qualcuno di importante, per me non lo trovava. Ok? Però sì. E Adesso comunque. senza fare nomi di gente veneziani, eccetera, monta un cacciari in pullman, sente si sposta, penso che i cacciari in pullman. Ma penso che io abbia l'auto blu. Sì, infatti. È ovvio, Dio, di Ah. scherzare, se è ovvio che non monta, però il ciappa il treno e va a mia in treno, vabbè, al solito. vabbè. Ma insomma, Dire che, dai, insomma, ma voglio meno sentire male- il racconto di Brombe. Dovrebbe scardi con tutto su una volta. Ecco, comunque. vedi. vedi. Però vabbè, da Venezia, insomma, anche io si muoverà in qualche Vabbè, maniera. anche i VIP abitano da qualche parte. Esatto, Cioè, giusto. bisogna che gli si muova. Sai che peccato che ti io parlare di persone moleste e ti dico, mi sa che monta scardi, cioè, povero. No, io dei VIP, però. Ah, ok. Che VIP. Che carogna, Dio. Vabbè, comunque bisogna. Mi ha subito come co-conduttore avuto che venga. Che vuoi a sgara, te mandava a fare in culo dei che oltre. Gli altri fasi tratti qua in Riviera del Brenta o comunque nel veneziano e bisogna rapportarsi anche con gente che parla in dialetto alla fine. Assolutamente. Cioè, la maggior parte della gente non parla in italiano. Arriva Qua. il rizzo a mangiarsi le trattine. E il buffet è gratis, magno. Siccome che si trova un sacco di gente che parla in dialetto, bisogna conoscere le parole. Quindi la prossima rubrica si chiama Quante parole hai conosciuto? Rubrica stupidissima in cui mi dico delle parole in dialetto, ma attenzione, non devi farmi spiegazione della parola, devi tradurmi in italiano. Semplice. È la parola, Merda, le parole che ti usi tutti i giorni, ma non ti si può tradurle in italiano. Sì. Purtroppo. Adesso mi direi freschin. No, beh, freschino. Se mucido. Esatto. Ecco, Ormai quella è spoilerata da anni ormai. Esatto. Era tacchemo. Beh, un po' che sia aggettivi, verbi e nomi. Quindi che sono un mix, una ratatouille di roba. Allora, la prima parola è sgionfo. Traduzione. Potevi anche consultare se vuoi. Sgionfo. Cosa vuol dire sgionfo? Uno un fia in carne. Ma te che dire parola? La parola è un aggettivo sgionfo. Cosa vuol dire sgionfo? Sgionfo mi potrebbe dire obeso? Sì, mi diria obeso sgionfo.
Anche a sovrappeso, no? E Sì. pensare anche che l'aggettivo si applica a una persona, a un oggetto, Gonfio. Gonfio. bravi, Gonfio. gonfio, vuol dire Gonfio. 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 Altro aggettivo, questo caso è un poco più particolare, sdrindolo Ti ho detto, figa mi mette questi termini qua. o mi anche sembra- sbrindolo. Brivido, no? Sdrindolo. Ma cosa è sgriso? Mi sa, non lo sappiamo, Niente. professore. Vuol dire rotto, inutilizzabile. No, non sapevo. Sì, mai, ma mai pensavo, mai detto. Niente. Verbo, sgnaccare. Prova a pensare come che io coniughe il verbo sgnaccare Ma quando quando che sai ti che- dici una frase e cosa vuol dire in italiano. Ficcare, no? Neanche. Ma mi non so neanche Te che l'ho detto usito. in dialetto. Sì, Uguale. ad esempio, che ne so, anche ti un turno di merda, che cosa gnacca che è il turno di merda. Ah, ok, che cosa gnacca in che senso? E ora... Che lo tirare neanche. Gnacca, Vabbè, che siamo il termine seria schiacciare in modo violento, buttando a roba davanti a persona, tipo Anche sì. diago sgnaccata, diago Esatto. tira addosso. la tipo, parola in italiano, se? Schiacciare o Schiaccia- anche ammaccare. Ammaccare. E si può usare in tantissimi contesti, ma insomma, schiacciare se tirare effettivamente. Sgnaccare, ti hago sgnaccare sul muso. Cosa vuol dire? Ti hago Schiacciato, schiacciare sul muso? non ha No, non vuol senso. dire schiacciare. Ti hago tirare sul muso. In che caso vuol dire che hago tirare addosso? Non Vabbè. mi so preparare su sta roba qua, te dimmi che mi Altro- preparavo. Di cosa studi tu? Vocabolario di notte? Non sta a mettere... Oh, questo è aggettivo e anche nome. Rosegotto. Rosicchiare. Rosegotto? Ma Eh? cosa sei in Rosicchiare. italiano, rosegotto? No, ma non sei un verbo rosegotto. Rosegotto, vabbè, se il participio passato se te vuoi, ma sei una Come participio roba passato? molto usata. De rosegare. Di rosegare, Rosegatto è ora. rosegato. Rosegotto è un'altra roba. È un aggettivo comunque, sì. E anche un nome, sì, un aggettivo e anche un nome. Rosegotto, sì. Trasandato, no? No, vuol dire anche... Anche Sì, ma anche rosegotto, sì. Strausata. Trascurato. Anche Trascurata, una roba intanto, trascurata. come nome è un tocco di pan secco il rosegotto. È il tocco finale. Mastegare. Esatto. La faceva torta rosegotta. Il rosegotto è roba che non va a niente. È il buon da niente. Quello che non gava ore. Perché se il tocco di pan... È in italiano allora? Buono a nulla. Buono. Un pezzo di pane vecchio. Vabbè, però non sei un termine, Altra sei roba. una Altra descrizione qua. Altra, mastega brodo. Qua mi immagino che la parola mastega brodo non l'avevi mai usata. No, mi viene in mente uno senza denti e ora. Mastega Il brodo. mastega brodo. Cos'è il mastega brodo? È praticamente un aggettivo. Oh, te sei un mastega brodo. Anche qua un buon da niente a questo punto, no? Sì, sei anche un buon da niente, ma vuol dire te sei lento. Come uno che vuole mastegare il brodo. Ah. Come effetto a mastegare il brodo? Te vuoi una vita ora lo sculiero che ti tiri su. Te magari a mastegare il brodo. Anche al bonso che ha detto parlare con voi altri è come masticare il brodo. Pensa. Quante Che, robe che avevo scritto a me comunque, però non è italiano. Da, No. Questa che vi faccio se fassissima. In matonio. un termine in mattonio. Uno stupido, Sì, un ma- assonnato. Manca uno che manca un boietto, secondo Bravo. me. Ma è che manca un boietto se ancora in Veneto. Lo so, è che vuol dire Sciocco, stupido. Sciocco, no, stupido. crudo. Che sta sto dio. In mattonio. In matonio. Duro come un Sì, mattone. sì, sì, ma Perché sì, sì, fientino. ma no, rigido. perché te Frastornato. Sì. Vai. Stordito. Stordito. Ho uno a beccato. Hai visto che sono bravo? Qua andiamo sul termine un di particolare. Pittima. 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 Te È sei una uno, che, pittima. è uno che si lamenta sempre. Aggettivo. È uno che si Sì, lamenta Che si sempre. lamenta. Lamentoso. Bravo. Lamentoso. Lamentoso è il termine. Uno lese, uno scrive. Sì. Esatto. E non siamo autisti, non Gli ultimi siamo tre. qua a fiamma. Bettonega. Bettonica, sei una che Io non sei parla. Giulio Bettonega. Chiacchierona. No, ma No. sei una che però Bravo, che sta con chiacchierone. che chiacchiera però mai degli altri alle spalle. Bravo, molto bene, che siamo quasi. Spettegolo. Bravo, bravissimo. Era Hai visto? E a Petego, Era basta. E a Petego. Bettonega. Che siamo. Questo è facilissimo, è il barbusso. Cosa sia il barbusso? Era il barbusso se è il mento. Ah, Quando spesso che- a mia chiamavo però. E spesso è quando che il mento è prominente. Ah. Ok. Spesso. E a ultima se facilissima, a cogoma. Cogoma, A a cogoma. cogoma. Ma cosa senti a No, cogoma? io non so No, sta roba dai. qua. È un strumento, Parmi- è un strumento di cucina, mi pare, Sì. no? A cogoma. A cogoma. E se per fare Traduzione in italiano se a cucuma. A cucuma. Cos'è una pentola di terracotta? No? Cosa se Caffettiera.
a caffettiera a Cogoma. Pensati, no, mai, E a Cogoma tornano. Però a Cioè, Cogoma. a Moca saria. a Sì. Moca, ti diciamo Moca, ma a Cogoma. A Cogoma, Quindi no su a Cogoma. che si deve arrivare così. Una roba che non vengo a domandare, se l'autista sei anche a bigliettaro. Cioè, puoi fare biglietti Sì. anche. Sì. Se fatica. Ga a disposizione dei biglietti quando Sì. uno monta senza i biglietti. Ganna a disposizione, sì. Poi, se fa pagare in moneta o ga il POS? Allora, se paga col POS, non paga niente, perché che se sugli ultimi mezzi, visto che se tanti turisti che ormai all'estero Sì, tutto col chip. e il cash non che se più, ed ho capito, cioè funziona molto meno, e ora paga Cashless. con esatto, skate. senza skate. Una Pagata. volta te ciappavi, cioè pagava tanto in contanti, adesso praticamente tutti quanti sei con la carta. Che sei ancora l'IMOB? Sì, sì. Esiste ancora? Chi sei sente che lo opera? Ma sei a carta Venezia? Ah, sì, beh, sì, ma te Quello che conviene. te posi va. Beh, stessa roba da carta comunque. Sì, l'imob, sì, Ma sì, che il se... biglietto, quello che si faceva. No. L'obliteratrice che sei ancora? No. Dagli altri no. Non che sei più No. l'obliteratrice. Boh. Beh, me te dico, 2 anni fa quando ero sull'altra azienda che era ancora. L'obliteratrice No, è mi una sarà delle al manco- macchinette che fa tanta nostalgia. Pensa che un collega se sta nell'altra azienda si sta butta fuori perché si aveva fatto tutti quanti i biglietti falsi, no? Ma identici, bellissimi, quindi io I vendeva i sui. li vendevo sui, però perché gli altri abbiamo una percentuale, minima percentuale, do capire su ogni biglietto. Ok, facciamo 10 euro te che e farla tanta 1 euro facciamo, ok? Ma se numeri a caso. Sì, sì. Invece Yuga aveva 10 euro perché vendeva i sui. Certo. Isgamabie? Sì, perché ha fatto sempre stesse matrici. Quindi, Quindi quando io ho visto che non arrivava più skate, come mai? Andiamo a guardare, vedeva tutte quante matrici uguali, quei 22, su dei controlli che ha fatto e ho beccato subito. e gli ha fatto pagare qualcosa oppure? E licenziato dei tronco. Beh, se sei in tronco. E anche, sì. Neanche invece mettemmo scotch sul biglietto, Sì. il classico, dopo cancelliamo con la gomma. Eh. Però, vabbè. Ultime domande che dopo saremo, insomma, è il controllore se è un pubblico ufficiale. Mm. Anche l'autista se è un pubblico ufficiale. Nell'esercizio delle sue funzioni se è un pubblico Sì. ufficiale. Quindi se mi offendo l'autista o il controllore vado incontro a dei rogne perché se devo offendere un pubblico Ufficiale, sì. Quindi diciamo così. Io mi sono fatto qua a rubrica Santo Internet numero 2. Mi sono fatto un po' che de sanzioni che può incorrere un utente quando che fa baruffa con un autista e varie robe che dice il codice penale. Perché c'è, molto spesso c'è penale. E la gente che fa ste robe non si rende conto a cosa che va incontro. Allora, ve ne dico alcune. Puoi pensare se avesse successo una di queste poi me la con te. Ora, Sì, sì. ecco. Sì. Allora, come fai a dire? Già parola tua contro la sua, cioè. No, ma hai No, detto quello che ti aspetta, sei successo. Adesso aspetta, non se stiamo ti è mai andare. successo- Se c'è mai successo, Ok. quello che Se sei ti è mai dirne. successo che è o che savi che è successo, insomma, almeno no. Uno non vuoi esibire i documenti. Ok. Dunque, cosa fa il controllore? Non puoi trattenerlo perché non ti puoi sequestrare a persona, ovviamente. Ti puoi chiamare forse l'ordine, Sì. però bisogna che ti fermi il pullman dopo. Vabbè. È la roba più facile se fa smontare. Non vuoi darmi i documenti, non vuoi pagare il biglietto, cioè, cosa affetto? Perché c'è sempre la Yeye Brazorf de turno che non sa cosa fare. Sì. Non ti dai i documenti, oppure te capisci che devi buggerarti un attimo, Dio torte poi il culo, in poche parole, quindi ti aspetti, diciamo, che avevo mai sentito che qualcuno chiama i carabinieri o la polizia perché non succede una roba Guarda, del ti genere? dirò, amico, ho fatto 3 mesi contro ore prima di guidare. Se ti capita roba del genere, ti te puoi insistere, però fino a una certa. Invece la polizia, sì, può andare Sì, là. perché puoi domandare i documenti con la forza, perché Esatto. l'autorità per farlo. Gli altri arriviamo fino a una certa, il controllore Ma il dell'azienda. controllore cosa fa? Sei in 3, dove smonta magari sei in 3. Sono Se mi andato- voglio andare fuori, vado fuori. Sì. Ok. Aprimi che mi scendo. Non ho pagato il biglietto e vado fuori. Mi vado fuori e io non puoi tenerti, non sei un po'. Cioè, non Non sei... capivo, Quindi cosa succede? Ah, non vuoi darmi i documenti? Scendiamo e tante, cioè, a volte si fa dare magari dei nominativo così. A volte se no, se va avanti, chiama la polizia. Ok. Mica che ho visto arrivare la polizia per un biglietto, non mi pare, non so ti. Sì, qualche volta sì. Che se sta a chiamare, ecco. Quindi Tanto succede. io da far quello. Ok, boh. Non si potrebbe fornire generalità false, quindi Eh. puoi darti il nome falso, oppure il boccia che ti dà il diario, e il diario ovviamente col nome dell'altro e ti tiri giù il nome, cognome, guarda. Se lo fa e viene scoperto, generalità falsa è reclusione da 1 a 6 anni. Tanto per dire,
è il massimo dei pene che puoi dare. Cioè, non sei una stronzata, quindi non stai a fare perché parire. Beh, io faccio no. Al lavoro, so brombe. Dunque, dopo che se minacce e violenza. Questa cosa è una roba molto seria che poi succede che i controllori, che sei il matto che ti minaccia, Ma oppure succede- che usa violenza, ma succede anche agli spise, autisti? Sì, te sì, sì, squadrio, sì. che robe ha. Minaccia e violenza se reclusione da 6 mesi a 5 anni. Per dire, insomma, è grave. Resistenza pubblico ufficiale. Non so cosa voglia dire resistenza effettivamente. Resistenza Perché tu non pubblico puoi fare ufficiale? niente, io usi di fare qualcosa se comunque minaccia. No, che ti magari senti a arrestarti e ti non te vuoi farti arrestare e te Esatto, muovi per però tu farti non te- arrestare. Da controllore non ti puoi fare un arresto. Un mio quindi- amico sì. eh, Che sia successo che è successo che sì. dai. Comunque reclusione da 6 mesi a 5 anni. E dopo che se l'oltraggio a pubblico ufficiale, questo sono molto più facili. Oh, controllore de merda, ho inficato sì, questo se reclusione da 6 mesi a 3 anni. Cioè, che se tutti i reati che se configurabili con un pubblico ufficiale. Quindi effettivamente l'idea dell'autista e del controllore che viene sottoposto a questo tipo di stress, che se è reale, perché succede, ha delle conseguenze gravi, voglio dire. Cioè, quindi stai a fare i coglioni che 2 euro del biglietto, €1,50. €1,50. €1,50, Ecco. pensa te. È il minimo del biglietto? €1,50. €1,50. Cos'è una corsa che costa manco? No. No, vabbè. Una volta costava 1,30 euro, vabbè. Ecco qua, vedi il lato oscuro della forza. Insomma, la fase dei puntigliosi, ma con 1,50 dove ti va? Visto che siamo Dio parlare sta roba qua, concludiamo la puntata con rubrica che se convinsi che altro. Adesso vi metti uno di fronte a che altro. A turno uno se è il controllore e che altro se quello che non ha pagato il biglietto a turno. A turno. E dovevi convincere il controllore con una scusa fantasiosa per cui non avevi fatto il biglietto. Chi che vuoi attaccare per primo? Te devi farlo tutti dopo. Fai Timmy sul lato oscuro, fa suo amico che va a scampare. Cosa scampare? Biglietto? Guarda che lo cerco. Trova? No, mi sono dimenticato a casa. No, il biglietto dimenticato a casa. Sì. Bene, allora facciamo una sanzione. No, neanche i documenti. Problemi qua. Mi fermo. Con una fermo foto. all'autobus qua. Con una foto. Hai una foto? Ma Del di chi? documento. Di Morosa. Magari possiamo parlare. Te faccio la corsa gratis se te mi fai vedere la foto Morosa. Basta che sia quella giusta. Sì, dai, qualcuno la trovo, dai. Boh. Dai, passa. Pensavo che avessi detto qua foto del biglietto. Timbra casa però. Come intendevo Che cazzo ne so. Timbra casa. Vai, ruoli invertiti, Giovanni. Vai. Sei sicuro che non ha pagato il biglietto? Non 1, ho il 2, 3, biglietto. Partimo. Non ho il biglietto. Come non ti dà il biglietto? Ho provato a farlo, ma se tutto sarà, se domenica un po'. Giusto avere la passa carta di credito su Non ho macchinetta? carta di credito, perché devo avere la carta di credito? In Italia mi dici che devo avere la carta di credito. Spiegami perché mi devo andare in giro con la carta di credito. Non ti ha contanti, ti Ascolta un attimo, aumenta. spiegami perché non devo avere la carta di credito, spiegami. E Ti poi ha- mi go il diritto di montare sull'autobus. Non sa lei, vuole si informi. Io ho il diritto di trasporto. Prendi i contanti il biglietto. Come? I contanti il biglietto. Lo lo prende. guarda qui, mi sono smettere a casa. Allora dove ti va? Cosa c'entra dove vado? Mi vado dove voglio. Ah sì? Siamo i carabinieri. C'hanno i carabinieri, tanto li Boh. conosco. Boh. Non sarebbe mica la prima volta che Vabbè. vado in caserma. E ora? Se conosci, ora ci Te che voglia di chiamare i carabinieri? Dai, Sì, mi vai, aspetta. Tiro frega ma. Ma ti Aspettiamo sei qua. controllore o sei autista? Tiro frega ma. È che ha fatto anche la mossa qua. L'autista che va addosso al controllore. Tira il freno. Esatto. Ferma tutto. Bastardo, ferma il bus. Ferma tutto. Ti visto come so, Come so tignoso come... Sborami. No, tignoso da morire. In realtà mica variassa a perdere subito. Madonna. Te vai a casa con un fegato così. Vedi perché non passo il conducente. Ragazzi, come sempre ringraziamo i sponsor. A posto, sponsor non è, quindi ok. A posto. ringraziamo. Stasera siamo stati ospiti da Ana Certa a Mira. Quindi farvi un aperitivo qua, mi raccomando. E vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre. Dai aria! E a bocca posa pure sul microfono. posso posarla? Sì, Sì. te puoi posarla tranquillamente sul Ok. microfono.
Sì, non te queda. Ah, tua. Sono in frittura. Te puoi mangiarti il microfono. Questo è un gelato, non fa scherzo. Ma certo, è buonissimo. Mi spero che tu abbia disinfettato. Cose nuove di palla. Io il primario. Se fideva Io che... Eh. So tipo un Noel Gallagher che ti capiva fare. Sì, esatto, così. Fammi un.